Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buonasera, eccoci a Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi e questa è Radio Libertà. Le classifiche c'è poco da dire, non ci sono grandissime novità e concludiamo la saga di Più libri e più liberi, che finisce in maniera veramente disonorevole un po' per tutti, un grande fallimento anche dal punto di vista delle presenze, con un codazzo di polemiche, tutti contro tutti a sinistra. Nel mirino ovviamente c'è la direttrice Chiara Valerio, che però è stata un po' sorprendentemente anche confermata, e ci sono delle polemiche sia sul numero reale dei visitatori, sia sulle vendite, perché anche le vendite sono andate male, tranne le vendite di Adelphi e Rizzoli, che però non possono essere considerati piccoli editori e quindi non si vede in realtà il motivo per cui partecipino poi a Più liberi, che è la fiera della piccola e media editoria. Non è una mia osservazione, sono le osservazioni che arrivano proprio dai piccoli editori in maniera piuttosto clamorosa, anche dall'editore romano Minimum Fax, intorno al quale, diciamo, è cresciuta l'editoria romana, che trova espressione soprattutto in questa fiera. Polemiche quindi sulle presenze, polemiche sulle vendite, polemiche sugli ospiti, non solo per il caso clamoroso di Caffo, il filosofo condannato proprio nei giorni della fiera a 4 anni di carcere per maltrattamenti alla compagna, invitato come ospite in una manifestazione che aveva come bandiera Giulia Cecchettin, ma di questo abbiamo già parlato. C'è stata polemica anche sugli ospiti, diciamo, quelli istituzionali, ovvero che senso ha, dicono i piccoli editori, se alla fiera noi invitiamo solo persone famose, scrittori famosi di grandi editori, e non facciamo conoscere al pubblico i nostri autori, cioè gli autori che rendono grande, scusate il gioco di parole, la piccola editoria. Quindi finisce con un tutti contro tutti, volano gli stracci e noi ci passiamo allegramente sopra. È il classico regolamento di conti a sinistra, vedremo come andrà a finire. Per una volta la destra non c'entra niente, hanno fatto tutto da solo. Allora, veniamo adesso ai libri di questa settimana e vi faccio 4 proposte diverse. Sono 4, secondo me, strenne, belle da regalare e da regalarsi per le festività natalizie, per il Natale. E mai titolo fu più azzeccato e in linea con il periodo di Natività, Madre e figlio nell'arte, che è l'ultimo libro di Vittorio Sgarbi, edito dalla Nave di Teseo nella collana I Fari, con illustrazioni e tavole bellissime. Sono 24 €, le pagine sono 370. Ripeto, uno dei punti di forza sicuramente sono le immagini, che sono commentate, poi sono qua i quadri della nostra grande tradizione pittorica e non solo nostra, e diciamo che appunto ogni quadro ha poi il commento, come sempre, ehm, felicemente divulgativo, perché in realtà attinge a una altissima cultura, commento di Vittorio Sgarbi. C'è anche, diciamo, oltre a quello che vi aspettate, che da un libro simile, no, quindi, non so, La Madonna del parto di Piero della Francesca, La Madonna con il bambino di Paolo Veneziano,
sto andando l'Annunciazione di Simone Martini, i capolavori insomma che hanno come soggetto la natività, la nascita di Cristo. Oltre a questo c'è anche un aspetto, come dire, polemico, sotto traccia, perché in fondo non è questo che interessa a Sgarbi, però chiaramente riflettiamo un attimo su un tema di cui si parla in continuazione, che è quello del patriarcato. Ora, molto spesso questo sistema, il patriarcato, viene attribuito, che poi è la famiglia, diciamo, tradizionale che è esistita fino a pochissimi decenni fa, ovvero il padre di famiglia, la donna che tendenzialmente rimane in casa e segue i figli e così via. In realtà questo modello spesso viene ascritto alla influenza nefasta del cristianesimo, ma proprio questo libro di Sgarbi ci fa capire che assolutamente le cose non stanno così. Perché naturalmente nel cristianesimo è centrale il ruolo della donna, della madre di Maria, non solo di Maria, ma ovviamente soprattutto di Maria, che è anche oggetto del culto appunto cosiddetto mariano, che è uno dei più diffusi. Questo libro che ci pone davanti proprio alla centralità del corpo della donna, così come è stato però ritratto dai grandi artisti. Abbiamo l'Annunciata di Antonello da Messina, abbiamo cose meno note, stupende, che io ho scoperto leggendo il libro, come la Madonna con il bambino di Antonio da Negroponte, un capolavoro che sta nella chiesa di San Francesco della Vigna a Venezia, che mi riprometto di andare a vedere dal vivo al più presto. E colpisce il modo appunto in cui è proprio evidente non solo la santità, ma anche la fisicità, la corporeità di Maria. E, ad esempio, non ricordavo e ho ritrovato con piacere in uno dei capolavori di Ambrogio Lorenzetti, che anche questo mi ripropongo di andarlo a vedere al più presto dal vivo a Siena. Sta nel Museo Diocesano d'Arte Sacra, ed è la Madonna del Latte, dove si vede Gesù allattato proprio da Maria che ha il seno scoperto. E quindi, come dire, è chiaro che anche nella famiglia, nella Sacra Famiglia, Maria occupa una posizione centrale, e quindi ascrivere al cristianesimo mali di una società tradizionale che è sempre stata composta anche da altri elementi oltre al cristianesimo, mi sembra un'operazione fortemente scorretta, che non tiene assolutamente conto di quello che è effettivamente il cristianesimo. Naturalmente Vittorio poi dà delle spiegazioni da par suo dei vari capolavori, e quindi è un libro che vi consiglio caldamente. Sgarbi dice: cosa significa essere madre? E solo l'arte forse lo può raccontare. Ecco, prima di passare ad altro, mi vorrei soffermare sulla parola raccontare. Ecco, noi siamo abituati a pensare che il romanzo sia l'unica cosa che esiste in Italia e nel resto del mondo, e che sia l'unico modo di raccontare una storia. In realtà non fa parte della tradizione italiana il romanzo. Noi abbiamo sempre raccontato, noi italiani, abbiamo sempre raccontato con le terzine dantesche, con le ottave dell'Ariosto, ma soprattutto, e lo vediamo magnificamente in questo libro, gli italiani hanno raccontato la storia e le storie sulle pareti delle chiese, e qua è lampante in alcune opere che ci propone Sgarbi. Ad esempio la famosissima, bellissima, meravigliosa Adorazione dei Magi, che sta di Sandro Botticelli, che sta alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Voi aprite questo libro, guardate questa doppia pagina illustrata con il Botticelli,
e vedete che è effettivamente un grande un racconto. C'è la natività, ci sono i magi che arrivano, ci sono dei personaggi moderni, probabilmente contemporanei di Botticelli ai lati della scena. Insomma, è un grande racconto con la gente che arriva da lontano. Insomma, questo libro contiene, secondo me, la essenza del cristianesimo e oltre a una brillantissima esposizione da parte di Sgarbi, che è forse il più grande conoscitore d'arte in Italia. Chiudiamo la prima parte, poi nella seconda vi proporrò a libri completamente diversi da questo, per cercare di andare incontro ai gusti di tutti, e adesso ci ascoltiamo un brano degli AC/DC. Rieccoci ad alta tiratura. Beh, questa canzone non era molto natalizia, in effetti, Hells Bells degli AC/DC, perché appunto si riferisce alla morte del cantante, del vecchio cantante degli AC/DC, che sarebbe però finito all'inferno. Beh, comunque c'è anche il lato oscuro. Bene, adesso cambiamo completamente tipo di libro. Partiamo da quello che apparentemente è la proposta più difficile, ma in realtà, come vedremo, non lo è, ed è la raccolta delle poesie di Aldo Palazzeschi 1904-1914, cioè
la prima parte della attività poetica di Aldo Palazzeschi, grande scrittore toscano, fiorentino. È particolare questa raccolta perché appunto è la più completa che potete trovare nella collana dello Specchio, prestigiosissima, di Mondadori, costa 19 € e sono 400 pagine circa. Ora la poesia è un genere che non vende, ma forse perché anche non è ben conosciuta, non è ben spiegata e raccontata. Aldo Palazzeschi è tra gli scrittori italiani quello che si segnala probabilmente per il più grande senso del umorismo che ha e che rivendica in ogni poesia, specialmente queste iniziali che sono, diciamo, nell'ambito del futurismo, anche se in realtà è difficile, diciamo, definire Palazzeschi un vero e proprio futurista. Palazzeschi era un maestro nell'arte della canzone, della canzonetta e nell'uso della rima, cosa che non è affatto facile, e quindi è amabilissimo in realtà da leggere e è anche molto divertente. E c'è anche una carica trasgressiva che noi possiamo che il lettore può ricondurre alla sfera erotico sentimentale. Palazzeschi era un omosessuale dichiarato, ma dall'omosessualità molto sofferta. Qui invece è una specie di esplosione di temi diversi, no? C'è appunto questa carica erotica, c'è la volontà di svecchiare la cultura italiana, c'è la volontà di trasgredire, mentre i poeti italiani normalmente sono seri, molto seri, Palazzeschi invece si propone di essere giocoso. Vi voglio leggere rapidamente 2 poesie in realtà famosissime, ai miei tempi si studiavano a scuola, spero che sia ancora così, ma penso proprio di sì. La prima è "Chi sono?" Spiega appunto Palazzeschi, ci spiega chi è. "Sono forse un poeta? No, certo. Non scrive che una parola ben strana la penna dell'anima mia, follia. Sono dunque un pittore? Neanche. Non ha che un colore la tavolozza dell'anima mia, malinconia. Un musico allora? Nemmeno. Non c'è che una nota nella tastiera dell'anima mia, nostalgia. Sono dunque che cosa? Io metto una lente davanti al mio cuore per farlo vedere alla gente. Chi sono? Il saltimbanco dell'anima mia, che è una definizione molto bella, apparentemente una dimostrazione di modestia, ma il saltimbanco però è anche una figura nicciana e quindi non così modesta come si potrebbe pensare. E poi c'è questo capolavoro, purtroppo non la possiamo leggere tutta perché è lunga, ma è la canzonetta più famosa, "Lasciatemi divertire". Tri 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 fru fru fru, ui ui ui, iu iu iu. Il poeta si diverte pazzamente, smisuratamente. Non lo state a insolentire, lasciatelo divertire, poveretto. Queste piccole corbellerie sono il suo diletto. Cuccurù, cuccuruccu. Cosa sono queste indecenze, queste strofe bisbetiche? Licenze, licenze, licenze poetiche sono la mia passione. Ah, 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 ah. Infine io ho pienamente ragione, i tempi sono cambiati, gli uomini non domandano più nulla dai poeti e lasciatemi divertire. Io la trovo bellissima, naturalmente ne ho saltato un pezzo anche piuttosto lungo, dove ne dice di tutti i colori, lascia capire insomma come sia noioso e come sia accademica, diciamo, l'ambiente della poesia e della letteratura italiana. Quindi, se volete regalare delle poesie, quelle di Palazzeschi sono divertentissime. Se volete invece regalare un libro di racconti fantastici, vi consiglio quelli di Mircea Eliade. Sono pubblicati da Castelvecchi, è appena uscito il tomo secondo, è un volume corposo, sono 780 pagine, costa 35 €, li vale tutti. E allora Mircea
Eliade o Iliade, a seconda di chi lo pronuncia, è della nazione in cui si pronuncia, perché lui è un espatriato rumeno in Francia. È stato uno dei più grandi antropologi e studiosi delle religioni. La sua specialità è spiegare i miti, i riti sacri delle popolazioni in giro per il mondo, e la sua forza è nel trovare una radice comune a tutti i tipi di fede. Qui però invece siamo in un altro ambito, che è quello del racconto fantastico, che naturalmente si nutre di queste sue conoscenze. Quindi abbiamo un professore che arriva a Bucarest, vorrebbe togliersi la vita, viene colpito da un fulmine e inspiegabilmente da quel momento ringiovanisce giorno dopo giorno. Oppure abbiamo un vecchio preside logorroico che noto per le sue storie incredibili, finisce nel mirino della polizia politica comunista, che l'autore conosceva bene, appunto era un espatriato rumeno. Però questo preside logorroico alla fine riesce a mettere nel sacco proprio gli investigatori della polizia comunista. Poi c'è un racconto ambientato in un piccolo paese rumeno nella seconda guerra mondiale. Infuria la guerra, ma il paese è tutto preso dalla ricerca di un tesoro nascosto. Insomma, è un universo in cui la storia, avete capito, convive con la storia con la S maiuscola, convive con l'irrazionale. I racconti sono molto belli e è come dire, si intrecciano un po' tra di loro anche, ma in che modo ve lo lascio scoprire da soli. Passo invece a quello che probabilmente sarà uno dei best seller del Natale, che è il thriller Conclave di Robert Harris, che esce per Mondadori direttamente nella collana Oscar Absolute. Sono 266 pagine al prezzo di 14 €. Ora, Robert Harris è famosissimo per i suoi thriller ambientati quasi sempre nel mondo della politica. Lui è stato lo spin doctor, cioè quello che scriveva i discorsi di grandi personaggi come Tony Blair, ad esempio, e quindi conosce molto bene i meccanismi della politica. E forse il suo libro più famoso è Fatherland, in cui immagina che i nazisti abbiano vinto la guerra, e questo libro, che poi diciamo, è un libro quasi poliziesco, nel senso che poi c'è un investigatore delle SS che conduce un'indagine, ma adesso non mi voglio dilungare su questo libro. Ve lo segnalavo perché tra poco arriverà anche la serie tratta da Fatherland, che è molto, molto attesa. E poi ha fatto degli altri libri che sono diventati film, tipo il Ghostwriter, Enigma, L'ufficiale e la spia, portato sullo schermo da Roman Polanski. Insomma, è un grande personaggio. Ora esce proprio per Conclave, che in realtà è un libro del 2016, ma sta per arrivare anche in questo caso il film, sempre di Roman Polanski, e è stato ripubblicato adesso perché effettivamente mh, mostra dei segni di contatto con la realtà più stringente. La vicenda all'incirca è questa, è un politica alla fine. Il Papa è morto e dietro le porte chiuse della Cappella Sistina ci sono i cardinali che sono riuniti appunto in conclave per eleggere il nuovo Papa. Però non sono tutti santuomini, tutti hanno le loro ambizioni, tutti hanno dei rivali, e
nel giro di 72 ore devono decidere quale sarà il nuovo Papa. Però la bellezza del romanzo è che di fatto non succede niente, sono persone che si parlano dentro la Cappella Sistina, ma lentamente, anzi rapidamente, viene fuori che è in corso una vera e propria battaglia di parole, di ricatti, di omissioni, e il resto lo scoprirete da soli. È certamente un libro che, se non avete già letto, merita davvero, e che può essere anche un bel regalo per un amico. Qui concludo e vi do appuntamento alla settimana prossima. Buonasera.